di loro può essere molto importante per la squadra, per il Padova Calcio, perché noi è quello che stiamo andando a ricercare, perché in questo momento siamo un gruppo di giocatori, di buoni giocatori, così sono sulla carta, ma dobbiamo diventare una squadra, e quindi la disponibilità che loro stanno offrendo in questo periodo, aiuteranno sicuramente a far diventare questo gruppo di ragazzi una squadra. Quindi qualcos'altro? Sui 11 titolare si è sentito, insomma, anche nella tribuna tanti incitamenti, richiami per me. È una posizione forse inedita anche per lui. Come l'ha visto e se intende magari anche proseguire a farlo crescere in quel ruolo? Inedita in questi ultimi 2 anni, perché lui nel settore giovanile giocava da centrocampista, quindi io credo che un giocatore non debba saper fare solamente un ruolo, ma almeno 2 ruoli, perché nel calcio moderno di oggi il fatto di non dare mai punti di riferimento all'avversario vuol dire essere bravi a passare dal centrocampo nella linea davanti con grande precisione, con i tempi giusti, così come il contrario. E di conseguenza non è un giocatore che, oltre ad avere una buona qualità tecnica, ha anche una discreta quantità dal punto di vista come atleta, e quindi oggi è ritornato là dove incontrai io 3-4 anni fa. Quindi secondo lei quello è il suo ruolo? In questo momento alcuni giocatori magari giocano in ruoli diversi dal solito, no? Tipo Vincente, però per noi questo è un momento dove bisogna dare più spazio all'aspetto fisico-atletico piuttosto che quello tecnico-tattico, e allora qualche giocatore magari cade in alcune partite, in alcuni ruoli che magari non sono usuali per lo stesso giocatore, che comunque bene o male sanno fare. Vincente, difensore centrale, qualche volta negli ultimi 2 o 3 anni ci ha giocato, e Ramè nel settore giovanile giocava lì. Adesso io non guarderei molto l'aspetto tattico, così come l'aspetto tecnico. Io mi ricordo nel primo tempo 5-6 azioni qua a destra con Legatti che cercava di mandare dentro Iele Nice, tutti 5-6 palloni, però io vi assicuro che i ragazzi sono molto faticati. Ieri abbiamo fatto un durissimo lavoro, stamattina abbiamo comunque fatto un lavoro di forza molto importante, e comunque i ragazzi oggi hanno cercato di giocare con intensità. La precisione dei passaggi oggi non è una delle mie prerogative priorità. Di conseguenza potrebbe Bassano si potrebbe avere un mix tra le formazioni che si avvicinano all'inizio titolare. Noi continueremo a lavorare fino al 3 di agosto anche intensamente, quindi anche lì cercheremo di fare 2 formazioni, quindi giocheranno ragazzi più o meno 45 minuti ciascuno. Non ci saranno formazioni né titolari, anche perché nessuno di loro, di questi ragazzi, saranno considerati delle riserve, e quindi quello che gioca e farà bene, quello che si allenerà bene, sarà sicuramente quello che garantirà una buona prestazione per il Padova Calcio, e sarà quello che scenderà in campo. Ma oggi il primo aspetto importante da salvaguardare, da curare molto, è l'aspetto atletico, quindi le partite servono solo per divertirsi, un po' meno, sì, perché un pensiero aperto, come potete venire a vedere, gli allenamenti sono molto intensi, però mi sembra che questo sia quello giusto. Nella ripresa invece il fatto di aver tolto Rispoli con Felcer messo un po' più alto lì sulla fascia è stato solo un cambio. Rispoli ha lavorato tantissimo ieri perché ha dei valori dei test elevatissimi, quindi aveva lavorato tantissimo, e per evitare situazioni particolari abbiamo cercato di usare il buon senso, l'abbiamo fatto giocare 30 minuti, e infatti il ragazzo adesso sta bene, domani potrà allenarsi regolarmente. Si sta allenando con dei ritmi leggermente più elevati rispetto a tanti altri ragazzi, perché ha dei valori atletici veramente alti. Quel famoso dato dello sforzo, la fatica che diceva ieri anche Tarozzi, che alla fine dell'allenamento è una serie, la soglia della fatica, è una serie di numeri
ormai l'allenatore non deve più preoccuparsi solo dell'aspetto tecnico, no? Deve preoccuparsi molto dell'aspetto tattico e soprattutto anche dell'aspetto fisico-atletico, quindi ci sono vari parametri che devono essere considerati. Anche Marco oggi poteva giocare tranquillamente una partita, ieri aveva avuto un piccolo risentimento muscolare, un affaticamento, quindi il buon senso ci ha portato di utilizzarlo oggi. Quindi sono tutte situazioni che aiutano l'atleta a trovare la forma migliore, perché quando invece il giocatore si infortuna e sta meno 7-8 giorni, la condizione in questo periodo viene un po' mancare e rallenta il suo processo di crescita. Noi cerchiamo in questo momento di usare il buon senso, non diamo grande spazio alle partite, ci preoccupiamo invece di quello che succede all'interno della settimana. Per oggi è stato solo un passaggio, insomma, un po' per portare i ragazzi lontano dall'avversario, quindi di vivere una situazione un po' diversa, ma c'è da giocare. Senta, Marco adesso mi ha anticipato, volevo chiedere appunto perché non c'era. Il Babacar invece che sembrava dovesse... Allora, Babacar, l'ho letto sui giornali che stamattina... Sì, perché no, ho chiamato l'ufficio stampa, aveva detto che c'era. Ma infatti l'ufficio stampa parla l'ufficio stampa, sì, l'allenatore fa le informazioni. No, perché anche lì abbiamo usato il buon senso, il ragazzo è arrivato con 2 giorni di ritardo all'inizio della preparazione. Ha iniziato ad allenarsi, forse con troppa enfasi, e probabilmente non era più abituato a lavorare con grande intensità e ha avuto un piccolo affaticamento muscolare che lo ha tenuto lontano 2 o 3 giorni dall'allenamento. Ha ripreso ad allenarsi con il preparatore medico, perché in quel momento noi avevamo 2 o 3 giorni liberi. Quando siamo rientrati lui per la prima volta si è allenato, anzi per la seconda volta si è allenato completamente con la squadra. Quindi era, secondo me, rischioso magari oggi buttarlo in campo, perché aveva molta voglia di giocare. E allora, essendo un ragazzo di 17 anni, 18 anni, bisogna un attimo gestirlo anche da questo punto di vista, un po' guidarlo in questo momento. E quindi abbiamo preferito stamattina fargli fare un piccolo lavoro fisico e domani riprenderà i suoi allenamenti per portarlo poi a domenica. Quindi sarà domenica. Se non succede niente. Sì.